Benvenuti in Community FVG, un viaggio nei territori del Friuli Venezia Giulia. In ogni puntata vi raccontiamo come imprese, comunità e persone lavorino responsabilmente per coniugare sviluppo, sostenibilità e mutualità. Conosciamo meglio la nostra regione, scoprendo le idee e i progetti che ogni giorno contribuiscono a creare lavoro e rispetto per l'ambiente. In questa puntata di Community FVG andiamo alla scoperta di la cooperativa di consumo Santa Maria Assunta di Forni di Sopra. A colloquio con Giuseppe Graffi Brunoro e Francesco Ciani. Buone pratiche, le agroenergie e la sostenibilità aziendale e ambientale. La cooperativa Ecotech Service. E ora cominciamo il nostro viaggio. Mondo cooperativo. La cooperativa Santa Maria Assunta di Forni di Sopra è nata nel 1900, è stata fondata da Monsignor Fortunato de Santa praticamente contro l'usura che regnava a quei tempi. Si chiama Santa Maria Assunta proprio perché è stata fondata da un vescovo che era Monsignor Fortunato de Santa. Dunque nel corso del tempo ha proseguito, con la sua opera di venire incontro ai bisogni dei fornesi, dei soci soprattutto, abbassando i prezzi, facendo magari prestiti a chi aveva bisogno, perché è nata insieme alla allora Cassa Rurale. Quindi questo era Cassa Rurale con annesso magazzino che provvedeva ai bisogni alimentari delle persone di Forni in maniera migliore rispetto ai negozi di privati che molte volte approfittavano della gente che non aveva tante possibilità, e quindi questo Monsignore ha deciso di fare questa cooperativa. Negli anni 50, quando non era più possibile che le due attività viaggiassero insieme con una sola società, giuridica, è stata fatta una divisione. Da una parte è rimasta la Cassa Rurale di Forni di Sopra, e cioè la banca, dall'altra è nata la cooperativa per conto suo con vendita di alimentari e non al dettaglio. Proseguendo nel tempo ha perseguito comunque sempre gli scopi sociali. È stata fatta una prima ristrutturazione dopo il terremoto nel negozio storico, La cooperativa ha tuttora anche una filiale in frazione Andrazza, che però è stata affittata a un laboratorio di artigiani perché laggiù, essendoci poca gente, non può più esistere un piccolo negozietto come era un tempo. La seconda ristrutturazione è stata fatta ampliando e sistemando il negozio storico, ampliando e sistemando la parte dietro che era fuori norma, eccetera. È stato iniziato tutto nel 2004-2005, è stato terminato tutto il lavoro nel 2007 e adesso la cooperativa di Forni ha una superficie di 780 metri quadri di vendita di prodotti alimentari e non, difatti c'è anche un reparto ferramenta e casalinghi al primo piano. È stata sottoscritta da Luca Occhialini, presidente della Federazione regionale delle banche di credito cooperativo,
e dall'assessore regionale Alessia Rosolin la proroga del protocollo tra Regione, Federazione regionale delle banche di credito cooperativo e parti sociali per garantire l'anticipazione della cassa integrazione ai lavoratori fino al 31 dicembre 2020. Nel dettaglio, gli istituti di credito facenti parte dell'accordo Friuli Ovest Banca Credito Cooperativo, Cassa Rurale del Friuli Venezia Giulia, Banca di Credito Cooperativo di Staranzano e Villesse, Banca di Credito Cooperativo di Turiacco e Banca di Credito Cooperativo del Carso continueranno ad anticipare ai lavoratori le somme che gli stessi riceveranno dall'INPS come trattamento di cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria. La cooperativa si chiama anche Coopera, come è scritto fuori, perché dai fornesi viene chiamata familiarmente la Coopera. Questo diciamo che la chiamano così anche quelli che vengono da fuori ormai, no? Anche i fornitori. I nostri fornitori adesso attualmente sono Aspiag, cioè Despar. Il loro marchio diciamo che si è integrato benissimo con le esigenze dei nostri clienti, dei nostri soci. Appena arrivati qua nel 2015 hanno fatto una sistemazione diciamo, del punto vendita come da loro esperienza, migliorando l'esposizione sia del banco ortofrutta che del banco salumi formaggi, mettendo anche dei colori nuovi, insomma, che hanno dato un'aria di modernizzazione al negozio, anche se era stato ristrutturato da poco, ma insomma sono importanti anche queste cose qua. E la cooperativa ha circa 450 soci, alcuni sono anche non di Forni, per esempio quelli che hanno le seconde case a Forni e che stanno magari a Trieste, Gorizia, Venezia, eccetera. I dipendenti sono 5 attualmente, più amministratori naturalmente, che siamo 5 amministratori. Il fatturato si aggira su 1.700.000 euro annui. Ha avuto una leggera flessione dal 2009 quando c'è stata la crisi a livello nazionale, quindi anche in montagna forse ancora di più, visti i numeri, no? Visto che il nostro paese comunque ha 1.000 abitanti scarsi, il nostro negozio diciamo che vive prevalentemente, fa i numeri sul turismo, cioè giugno, luglio, agosto, un po' di settembre e poi dicembre, gennaio, vacanze di Natale, eccetera. Nel 2010, con la nuova governance della cooperativa, abbiamo subito cercato di ricercare nuove strategie per valorizzare il prezzo del mais. Una di queste strategie è stata quella di dotarci di un impianto di biogas. Nel 2012, quando abbiamo realizzato l'impianto, è stato il primo anno in cui in Friuli abbiamo avuto grosse contaminazioni di micotossine, soprattutto aflatossine. I soci della cooperativa, come tanti agricoltori della pianura, si sono allarmati di questa cosa perché i prezzi sono precipitati del prodotto contaminato. La cooperativa ha colto al balzo questa opportunità, proponendo ai propri soci di assicurare il prezzo del mais contaminato come il mais buono, quello zootecnico. A distanza di 8 anni siamo qui a confermare questo pensiero lungimirante che ha avuto la nostra cooperativa e i nostri soci. Assicurare il prezzo del mais senza intervenire con particolari prodotti chimici, semplicemente adeguando una buona pratica agricola che stiamo diffondendo e continuiamo a diffondere assieme anche all'ERSA, ai tecnici dell'ERSA, per migliorare le tecniche di diserbo, quindi utilizzare le molecole più opportune per le infestanti e soprattutto aggiungendo anche il nostro digestato
che è un concime ma anche un ammendante per il terreno, quindi migliora anche la fertilità. Salve a tutti, oggi siamo a San Daniele del Friuli dove incontriamo il presidente di Prima Cassa Giuseppe Graffi Brunoro per parlare con lui di impatti ambientali, di tutela dell'ambiente e di risposta che le casse di credito cooperativo possono dare al territorio proprio in tema di mobilità sostenibile. Presidente Graffi Brunoro, è di grande attualità oggi il tema del cambiamento climatico, della tutela ambientale. In questo quadro cosa può fare la finanza, l'attività bancaria? Innanzitutto credo che il tema di vivere in un mondo a misura d'uomo non sia poi neanche così tanto di attualità. Sono di attualità gli effetti che almeno un secolo di vita un po' spregiudicata sul piano della vita ambientale ha generato, e quindi adesso bisogna rapidissimamente correre un po' ai ripari. Che cosa può fare una cassa di credito cooperativo come la nostra sul suo territorio? Certo, non possiamo pensare di metterci noi a cambiare il mondo, ma il mondo cambia se ogni abitante del pianeta nel suo piccolo fa qualcosa. In questo piccolo le casse di credito cooperativo ci sono e stanno dando una mano con normale buonsenso, sostenendo coloro che si impegnano in questa direzione, da chi mette in moto processi di mobilità sostenibile, da chi deciderà adesso con gli ultimi provvedimenti governativi magari di inventarsi un angolo green nel proprio negozio per la vendita di prodotti sfusi, chi in qualche modo sta cercando, penso alle amministrazioni pubbliche che stanno rivedendo tutte le illuminazioni con la luce a LED. Noi ci siamo per sostenere le 1000 iniziative che ogni singolo abitante del pianeta, del nostro territorio evidentemente, può attivarsi e fare. In realtà si tratta di puro buonsenso, si tratta di recuperare nella nostra storia, nelle nostre esperienze, quelle modalità di vita a misura d'uomo che almeno quelli della mia generazione ricordano di aver vissuto nella loro giovinezza e che tutto sommato non porterebbero via, anzi forse farebbero recuperare qualità della vita anche al mondo odierno. Lei ha accennato anche nel suo ragionamento di adesso anche alla questione della mobilità, che ha un grande peso proprio nell'inquinamento ambientale e nel movimento delle persone e delle merci. Prima Cassa è attiva su questo fronte, in che modo? Sicuramente il tema della mobilità meno impattante è un tema sul quale noi ci siamo lungamente interrogati. Che cosa possiamo fare? Stiamo sostenendo sul territorio l'impianto di colonnine di ricarica per le bici elettriche, ma potrebbe anche essere che un domani, appena ci sarà un minimo di diffusione, ricariche anche per le automobili, perché è evidente che per mettere in moto il processo virtuoso della mobilità elettrica bisogna che ci siano degli strumenti per ricaricare le batterie. Fine della prima parte. Community FVG continua dopo la pubblicità. Ben ritrovati in Community FVG. Dottor Ciani, questa nuova iniziativa sul territorio collinare della nostra regione si chiama We Like Bike. Cosa significa? Cosa significa nel senso concreto, non nelle parole? È un'iniziativa di promozione del territorio attraverso la promozione dello sviluppo dell'uso della bicicletta. In realtà è un tentativo, direi, che è sperimentale, ma già avviato con buoni risultati, promosso dal Comune di San Daniele, dalla Proloco di San Daniele e dall'Unione Ciclisti Sandanielesi, d'intesa con gli altri comuni che sono posti di qua e di là delle rive del Tagliamento, nel comprensorio compreso tra Venzone e Dignano, grosso modo, di promuovere lo sviluppo di una serie di percorsi stabili,
da mettere a disposizione di un'utenza internazionale che ormai sta frequentando il nostro territorio per aumentare il già significativo flusso turistico attraverso i cicloturisti e quindi aprendo un punto di attenzione su tutto quello che è bicicletta legato alla storia di San Daniele, che parla di grandi eventi ciclistici già da almeno un'ottantina di anni, e questo territorio straordinario che sembra fatto apposta per sviluppare, diciamo, iniziative assolutamente sostenibili di potenziamento del flusso turistico. Mobilità della bicicletta significa anche mobilità elettrica in questi tempi, anche perché non tutti sono degli sportivi provetti. Avete pensato anche a questo? C'è una progettualità attorno al servizio delle bike? Beh, abbiamo avuto la fortuna di incontrare Prima Cassa e di riuscire ad avere attraverso loro questo programma di, chiamiamolo, elettrificazione di tutti i percorsi di We Like Bike, per cui sono già state installate 25 colonnine nel territorio dei 9 comuni che per ora interessano We Like Bike, danno uno straordinario servizio al comprensorio perché si collegano alle altre 35 che sono state già installate in Carnia e danno a disposizione dello sviluppo turistico e cicloturistico un'infrastruttura straordinaria che ci consentirà di guardare al futuro, perché la bicicletta elettrica è sicuramente un momento di grande sviluppo, è sicuramente la cosa più sostenibile guardata da ogni punto di vista, sia del territorio che dell'utilizzatore, perché in realtà chiunque può affrontare serenamente una passeggiata con una bicicletta elettrica, bicicletta pedalata assistita, quindi non è un motorino, è una bicicletta, si pedala ma si fa molta meno fatica, soprattutto sulle salite. E questo è il futuro, tant'è vero che abbiamo nell'ambito dei programmi di We Like Bike messo a disposizione una flotta di bici elettriche che possono essere noleggiate per essere utilizzate per gite anche di una giornata intera, anche di più di una giornata, proprio per godere appieno di questa straordinaria risorsa paesaggistica, turistica, culturale, artistica che è offerta dal nostro territorio a chiunque voglia fare un cicloturismo intelligente per una scelta di qualità della vita sana e sostenibile. Ecotech Service nasce nel 2010, nasce da collaborazione di 3 soci che decidono di uscire da un'azienda che produce elettropompe per provare una loro nuova avventura, quindi forti appunto di un'esperienza più che decennale, perché abbiamo iniziato nel 1997 in questa azienda che produceva elettropompe. Di conseguenza abbiamo provato una nostra avventura consapevoli delle difficoltà in questo specifico periodo economico, ma appunto consapevoli che potevamo con impegno e serietà portare avanti un'attività che è di nicchia ma può portare i suoi frutti. Infatti noi già da subito abbiamo voluto puntare sulla specificità del prodotto trattato, dando appunto la massima professionalità e massimo sostegno alle persone che comunque si rivolgono a noi per ottenere un prodotto che sia effettivamente il prodotto atto alle sue esigenze. La Ecotech Service opera nelle elettropompe per la movimentazione dell'acqua, acqua che può essere comunque acqua chiare però anche acque scure, infatti il settore di utilizzo delle elettropompe è molto vario, parliamo di pompe che possono andare per drenaggio, pompe per cantieristica, pompe di circolazione, quindi possono essere pompe da riscaldamento o pompe per la refrigerazione. Poi ci sono le pompe che possono essere utilizzate per le piscine, pompe per il giardinaggio, l'esempio classico del bagnare l'orto, o con l'acqua piovana addirittura può essere utilizzata anche l'acqua
prelevata dal sottosuolo, acqua potabile realizzando appunto dei pozzi profondi nei quali vengono inserite le pompe siluro che vanno molto in profondità e servono appunto le abitazioni per avere l'acqua potabile nelle zone nelle quali appunto l'acqua non è servibile, non è usufruibile normalmente dell'acquedotto. Il nome Ecotech Service deriva dal fatto che volevamo far capire che c'è la possibilità di sfruttare le nuove tecnologie, però andando anche a parlare di risparmio energetico. Perché? Perché le nuove tecnologie, specialmente le tecnologie elettroniche applicate ai motori, ai vecchi classici motori per le elettropompe, fanno sì che ci possa essere un forte risparmio dal punto di vista economico, dal punto di vista appunto dell'assorbimento di corrente, quindi maggiori rese con costi inferiori. Quindi è un servizio eco-tecnologico per questo motivo. Nasce come cooperativa perché ci sembrava la forma un po' più consona per quello che è la nostra attività qua in sede. La nostra formazione scolastica elettronica ci ha permesso di essere molto competitivi sul mercato delle riparazioni. Infatti noi facciamo assistenza sul prodotto, ma in special modo facciamo riparazioni. Le riparazioni elettroniche stanno diventando sempre molto più richieste, molto più importanti, perché l'elettronica deve salvare il motore, di conseguenza non sarà più il motore, diciamo così, a guastarsi, ma sarà la parte elettronica. Di conseguenza c'è sempre più la necessità sul mercato di avere personale specializzato sulla riparazione elettronica. Da questo punto di vista noi facciamo da collettore, si può dire, in Italia per prodotti appunto elettronici, perché i vari centri di assistenza di elettropompe che ci sono in Italia, quando si trovano di fronte materiale che presenta l'elettronica, magari non sono preparati o non sono strutturati, di conseguenza fanno riferimento a noi per ottenere questo tipo di riparazioni. Noi principalmente lavoriamo qua in sede, qua a Bordano. Abbiamo anche una piccola sala dimostrativa nella quale abbiamo una panoramica di tutti quelli che sono i prodotti trattati. Questo perché? Perché è importante nella vendita dare il prodotto giusto al cliente, quindi non soffermarci solamente a quello che può essere una vendita di comodità, ma centrare quello che è veramente la necessità del cliente. La maggior parte dei clienti, specialmente quelli che non sono del settore, sanno cosa devono fare, ma non sanno ovviamente qual è il prodotto giusto per loro. E qua interviene appunto la professionalità dell'Ecotech Service, cioè consigliare, indirizzare l'utente finale su quello che deve essere il prodotto giusto per lui.